autorità civili, militari, signori generali, signori comandanti, autorità religiose, cari concittadine e cari concittadini, carissimi ragazzi. Credo non sia facile prendere la parola dopo la cerimonia che si è svolta in cimitero. Penso di interpretare il senso di commozione che tutti noi abbiamo. Questa comunità che oggi si stringe intorno alla famiglia Piviri. Innanzitutto perché possiamo rispettare quanto, cari colleghi di Consiglio Comunale, abbiamo promesso nel 2006 con un ordine del giorno, quello di dedicare ad Alessandro, figlio di Selargius, figlio di tutti noi, una piazza della nostra città. Un impegno contenuto in un ordine del giorno approvato nel 2006 dal Consiglio Comunale e che oggi portiamo a compimento per onorare il debito di gratitudine che Selargius e l'Italia hanno verso i propri militari caduti in missione di pace, la città di Selargius. Dei 5 sassarini coinvolti nell'agguato terroristico, infatti, ben 3 erano figli della nostra comunità. Per lunghissime ore, dal momento in cui arrivò la telefonata da Nassiriya che confermava l'attentato e la sua devastante gravità, anche in casa di Ericontu e Manuel Pilia si vissero ore di angoscia. Poi la conferma che fortunatamente per loro era scongiurato il pericolo di vita e che presto sarebbero tornati a casa, seppure con i segni indelebili della missione antica Babilonia. Per la famiglia Piviri, invece, quella telefonata segnò l'inizio dell'infinito calvario di una quotidianità senza Alessandro. Grande fu la partecipazione popolare al loro lutto. Voi tutti ricorderete la camera ardente allestita nella sala del nostro comune. Il feretro del giovane caporal maggiore Piviri era arrivato, avvolto nel tricolore, dopo i solenni funerali di Stato celebrati nella Basilica di San Paolo fuori le mura, alla presenza delle massime autorità civili e militari dello Stato. Tutta Selargius, tutto il paese, volle stringersi intorno a quella bara, in un abbraccio silenzioso e gonfio di commozione. E credo sia vivo ancora in tutti noi il ricordo dell'indimenticabile processione di persone alla casa di via Fratelli Cervi. Di Alessandro, che per prima a Roma aveva carezzato piangente la foto di Alessandro e il tricolore che ne ricopriva il feretro. È difficile da descrivere la straordinarietà di questo fatto. Il 5 di giugno accomuna Alessandro e la mamma Luisella. È difficile da descrivere, è difficile da capire perché questi avvenimenti succedono. Madre e figlio oggi guardano dal cielo la loro famiglia, ancora grande, ancora unita. Certo, la decisione dell'amministrazione comunale non può lenire il permanente dolore della loro scomparsa, ma deve servire a dare significato, concretezza e sostanza alla nostra scelta, che non può essere interpretata come un semplice adempimento, ma un vero dovere. Infatti questa intestazione non è solo il doveroso tributo al sacrificio della giovane vita di Alessandro Piviri, ma rappresenta l'affetto che Selargius nutre perennemente nei suoi confronti e anche la fiducia verso tutti i giovani in uniforme, che animati da sani principi mettono ogni giorno a repentaglio la vita per ripristinare le condizioni di pacifica convivenza in terre lontane dilaniate dalla guerra.
E questa mi sembra la giusta occasione per tributare ai nostri coraggiosi soldati, a tutti, ma in modo particolare oggi ai giovani della Brigata Sassari, per il servizio che rendono alla patria. In particolare la circostanza mi sembra propizia per sottolineare il particolare rapporto di reciproca stima, considerazione e affetto, e lasciatemelo dire con orgoglio, che lega il comune di Serargius alla Brigata Sassari. Non va dimenticato che alla gloriosa brigata abbiamo dedicato un parco e che alla stessa è stata conferita l'onorificenza città di Serargius, e vanno anche ricordate le tante iniziative comuni di solidarietà che abbiamo realizzato. Ma soprattutto la nostra scelta è rivolta ai giovani, ai quali vogliamo proporre un modello, un esempio da seguire. Mi sia consentito richiamare le parole del padre di Alessandro, Marco, qui presente. Ricordo mio figlio come un ragazzo semplice, era un ragazzo d'oro, che aveva un bel carattere soprattutto con i genitori, un ragazzo che non si tirava mai indietro, era contento di partire, era affezionato alla divisa, faceva il suo lavoro volentieri ed era un vanto per noi. Come avete sentito, sono parole che descrivono un ragazzo normale, di sani principi, amante del proprio lavoro e portatore di ideali integri e puri. Il padre giustamente ha sempre evitato le inutili enfatizzazioni e non ha mai usato la parola eroe. Che sia considerato un eroe non mi interessa, ha detto. Non è il fatto più importante. Sarebbe stato meglio averlo a casa. Alessandro voleva costruirsi una casa, voleva andarci a vivere. Contava i giorni prima che lo separavano dal ritorno a casa e la famiglia lo aspettava a fine giugno. I suoi amici di Serargius, immagino che alcuni siano presenti, stavano pensando di fare festa dalla comunità di Serargius perché venga frequentato e rispettato, dove i nostri ragazzi possano fermarsi anche per un breve istante per riflettere sui principi morali che hanno animato e animano i soldati, giovani e meno giovani, in missione di pace, di farli propri nella vita di ogni giorno, di viverli pienamente nei rapporti familiari, sociali e professionali. Con affetto e amore è stata costruita questa piazza, anche sapendo a chi sarebbe stata intitolata, grazie a quelli che hanno contribuito. Solo in questo momento potranno, anzi tutti insieme potremo perpetuare in modo adeguato il ricordo di Alessandro e di tutti gli altri che come lui sono caduti nell'adempimento del dovere, dando un significato autentico al loro sacrificio. Grazie Alessandro, sarai sempre nei cuori dei serargini.